Pronti? 1, 2, 3. Questa volta è buono il segnale con Avenida di Ruggi e Astro De Gleris che sono i più svelti. Astro De Gleris si porta subito su Avenida che sbaglia. Numero 1, L'errore di Avenida e così di al comando Ruggi, Astro De Gleris sfuma il preventivato match fra i due più attesi e al comando Astro De Gleris guida nettamente sugli avversari. In seconda posizione dovrebbe essere riuscito a sistemarsi il numero 7 Astecca Dimar, sì, davanti ad Adelaide di no. Intanto il 400 in 29,7, la quarta posizione per Alvin dei Daltri, mentre in coda c'è Altasetta del Pino, quelli che hanno completato ora i 600 in 45,1. Guida isolata in avanti Astro De Gleris, Astecca Dimar in seconda posizione a una trentina di metri, poi Adelaide di no, Alvin dei Daltri, via tutti gli altri. Tanto fa corsa per proprio conto Astro De Gleris che completa in un minuto appena abbondante i primi 800 di gara e si appresta a completare il chilometro. Astro De Gleris isolato in avanti, primi 1000 metri in 1:16,1. 15,9 il parziale, nonostante il ritmo non violentissimo, rimangono sempre lontani gli avversari, con Astecca Dimar ora che cerca di riavvicinarsi, trascinandosi Adelaide di no, mentre all'esterno si impegna ora Altasetta del Pino. Intanto un parziale in 15 e siamo a 700 scarsi dalla conclusione, con leader sempre Astro De Gleris numero 5, Astecca Dimar rimane in seconda posizione, mentre Altasetta del Pino scende in terza davanti numero 2 Adelaide di no, squalificato. Ora però avanza Astecca Dimar, si porta con decisione l'attacco di Astro De Gleris a 400 dal palo, l'attacco di Astecca Dimar. Astro De Gleris sembra aver speso il meglio e Astecca Dimar si avvantaggia a 300 dalla conclusione, scende alla corda Astecca Dimar e VP dell'Annunziata che vengono a concludere isolati in retta d'arrivo per dominare letteralmente la scena. Il secondo posto è per Altasetta del Pino, al terzo finisce Alvin dei Daltri che piega un Astro De Gleris deludente. 1:15,8 sul doppio chilometro con 29,8, poi 29,7 ancora a chiudere. Ottima impressione invece per Astecca Dimar e i VP dell'Annunziata che raddoppia così il successo con Zafiro Top ottenuto in precedenza. Astecca Dimar paga la quota di 12,83 al totalizzatore. Il training è quello di Fabrizio Mallozzi per conto del signor Nicolò Andrea. Andiamo a rivedere il secondo posto di Altasetta del Pino che finisce bene fra i penalizzati davanti all'altro penalizzato Alvin dei Daltri che piega sul palo Astro De Gleris che nel finale ha ceduto completamente.